Fra i nostri ragazzi abbiamo energie e risorse forse nascoste, forse inaspettate. Con questo concorso noi vogliamo far emergere appunto la voglia di fare, di mettersi alla prova, di registrare e di approfondire quanto avviene nel proprio territorio, di riscoprire pagine di storia che magari sono dimenticate e renderle fruibili, poterle comunicare, renderle appunto attuali per un pubblico magari più ampio. Quindi un concorso dedicato, indirizzato ai ragazzi delle superiori, che rientra anche nei disegni della Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, che spinge appunto a riscoprire il patrimonio culturale regionale, a farlo conoscere, a renderlo fruibile e a tramandarlo. Quindi un mezzo e un modo appunto per mettere a frutto e insieme il lavoro dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto e del Consiglio d'Europa a favore dei nostri ragazzi, per indirizzare queste energie, come dicevo prima, in possibilità e in anche percorsi di studio che possono essere utili al futuro dei nostri ragazzi. Devo esprimere tutta la mia grande soddisfazione per questo progetto che coinvolge le scuole secondarie di secondo grado del Veneto nella rappresentazione con uno strumento multimediale di una pagina di storia, la descrizione di un monumento, di un aspetto del Veneto, soprattutto dal punto di vista storico, artistico, culturale. Questo è un'importante occasione per gli insegnanti, anche per valorizzare la didattica laboratoriale, partendo dall'approfondimento, dalla ricerca, anche interdisciplinare, per la realizzazione poi di un prodotto che deve servire per esprimere, per comunicare un aspetto importante della storia e del patrimonio culturale del Veneto. Il Consiglio d'Europa si occupa da lungo tempo di cultura, per essere esatti dagli anni 50, dal 1954, quando venne adottata la prima convenzione europea in materia culturale. Dagli anni 50 ad oggi sono cambiate molte cose. Il Consiglio d'Europa ha continuato ad occuparsi di cultura e di patrimonio culturale, ma l'accento si è spostato. Mentre all'inizio guardavamo al patrimonio culturale essenzialmente dal punto di vista della protezione, del restauro, della conservazione di monumenti e di beni, ora abbiamo spostato l'accento di più sul concetto di partecipazione democratica al patrimonio culturale, quindi a un'accezione che vede al centro dell'attenzione l'intreccio tra patrimonio culturale, democrazia e diritti umani, in particolare diritti culturali. Come Consiglio d'Europa e come unica rappresentanza del Consiglio d'Europa in Italia, l'Ufficio di Venezia non può che felicitarsi con il Consiglio regionale del Veneto per questa bellissima iniziativa Il Veneto è per me, un'iniziativa che vedrà al centro dell'attenzione i giovani, gli studenti e il loro senso di appartenenza e di identificazione con la meravigliosa regione del Veneto.